Radio Spazio, la voce dal Friul, ha presente Gialle Copasse. Ideis a confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dei Ros. Un saluto a tutti, ben rivasi al Gialle Copasse. Sabi d'estate, l'associazione che si chiama Associazione per la Terza Ricostruzione aveva tutto in programma, aveva tutto un cantiere, una convigne con esperti che presenti in maniere scientifiche, no, e in maniere specialistiche anche queste situazioni che come us disin, con la presenza anche di tutti i rappresentanti dai gruppi consigliati in caso in consiglio regionale. Il tema è anche vuole fuori dal sottotitolo al dis per non fallire la quinta riforma regionale dagli enti territoriali, e si riferisce al fatto che di recente il Parlamento ha approvato, naturalmente dalla richiesta del Consiglio regionale, ha approvato il ripristino dalle entità o dagli enti, si chiamano di aree vaste, che si chiamano come di province, questione che come passa in mano alla regione, che ha già dato anche un cronoprogramma di gente che in corto, prima del mese di aprile, la giunta regionale ha Varese di presentare un disegno di legge che passa al Consiglio regionale, che Varese di approvarlo in tale legge definitiva prima del mese di giugno, e queste cose è un po' legate anche alla possibile elezione provinciale che potresti iniziare in autunno, se per caso rispetto al prossimo anno che sono tante elezioni. Il presidente Federica decidesse di là, il prossimo anno di Cori per il Parlamento, con altre prospettive politiche, se dunque magari si farà di anticipare a questa autunno l'elezione provinciale. E dunque la cosa è legata a questo, ma forse è una roba così importante che tocca proprio te enti locali di aree vaste, e che domanda di riordinare un po', di dare a domande di un nuovo equilibrio dall'architettura istituzionale proprio dagli enti locali, a domandare se invece un dibattito un'evore ampli, grande riflessione, grandi confronti e via discorrendo. E il contributo, uno dei contributi anche in questa direzione voleva o intendeva darlo l'associazione per la terza ricostruzione, ma magari così no, la convigne a esaltare. Allora i vinta in questi studi il professor Guglielmo Cevolin, che è professore di diritto costituzionale alla Università del Friuli, è stato un fondatore di queste associazioni e naturalmente continua a lavorare con queste opere meritorie. Allora intanto do il benvenuto al professor Cevolin, che lo vinchi in studi. Buongiorno a tutti, e Doberdan e Gresgot. Sono le ragioni della nostra specialità regionale. Sì. Una delle ragioni principali, se non la principale o l'unica forse addirittura. Sì. È importantone, è vero. Allora, professor Cevolin, in parordine, intanto c'è già succeduto che queste convigne non è state fatte dopo che erano programmate, erano state pubblicizzate, hanno si arrivati comunica stampa, erano state promuovute sui mass media e via discorrendo. Ma penso che qualcosa abbia già detto il nostro conduttore, cioè un po' di fretta c'è probabilmente e quindi si riduce il tempo per la discussione. Poi aggiungiamo una cosa, che sono cambiati i partiti politici, basta leggere il libro del mio caro amico Ilvo Diamanti e Marc Lazar, Popolocrazia, cioè i grandi partiti ormai hanno il leaderismo, c'è la volatilità elettorale, un certo dirigismo, il cerchio magico, queste cose qui, e quindi bisogna tirare dritti alla meta senza una discussione allargata. Ecco, questa è la mia impressione personale, quindi il mio giudizio personale, non voglio coinvolgere l'associazione in questo. Sì, però è stato indotto pubblico il fatto che a chi si convigne avresti in di partecipare ai rappresentanti
di tutti i gruppi, no, dal Consiglio regionale e anche l'assessore e alla fine e anche l'assessore Roberti che è proprio la delega per paesi locali e alla fine all'ultimo minuto hanno declinato, parati anche mandato un messaggio. Ma credo un po' per la complessità della questione. Teniamo presente che anche la comunicazione del fallimento precedente, i fallimenti precedenti sono pesanti. Tra l'altro, dobbiamo dirlo, la modifica delle UTI, la prima modifica, una dei primi passi verso questa verticalizzazione, eliminazione delle province, eliminazione del livello intermedio, che poi alla fine è risultato indispensabile sia da un punto di vista pratico sia da un punto di vista di legittimità democratica, forse ne parleremo dopo, è stato votato all'unanimità. Quindi ecco, io infatti ricordo però chi non era d'accordo su quelle cose lì. Una cara amica, la Serena Pellegrino, e anche la minoranza slovena, che aveva ben capito molte cose. E sì. Quindi a loro poi, tra l'altro, è emersa la loro posizione in un'audizione che c'è stata al Senato il 29 aprile del 2025 in Commissione Affari Costituzionali, dove proprio Terpin per la Unione Slovena e la Serena Pellegrino hanno espresso degli elementi di criticità rispetto a quello che è accaduto, cioè a questo accanimento istituzionale contro le province, contro il livello intermedio, che c'è stato per molti anni, fino a che avere la dimostrazione che servono elettivi. Però il TAI che vi visitato a chi si convigna fa riferimento ai fallimenti precedenti, si riferisce a una scheda di 4-5 leggi che sono soddisfatti, se approvati dal Consiglio regionale in chi si ultimi 25 anni e che dunque non sarebbero in là di a buon fine. Beh, non so, le UTI cos'erano all'inizio? 18 Unioni territoriali, intercomunali. Sì, 18 provincette, obbligati i comuni ecco anche qui, obbligati i comuni a servirsene, cioè vedete, è un dirigismo questo, un dirigismo che non ha avuto effetto, come l'idea anche di eliminare il lato elettivo che poi è stato consacrato nella legge del Rio, cioè la legge che ha ridisegnato e che costituisce anche un limite per la nostra potestà legislativa regionale, che ha ridisegnato il concetto di provincia e il concetto di area vasta, cioè il fatto della non elettività sicuramente per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, eccetto il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta. Anche qui vedete che emerge come per le lingue minoritarie ci sono le lingue super protette, che sono sicuramente lo sloveno, per esempio, il tedesco, però che passa anche attraverso i decreti legislativi di attuazione dello statuto, quindi un aspetto procedurale, pragmatico che è stato utilizzato dal Trentino Alto Adige e così via. Però si stanno differenziando, ecco, come abbiamo parlato di lingue sopraprotette e così anche di regioni speciali, super speciali. Vorrei di mettere a fuoco ben queste questioni, proprio approfittando del fatto che lui è un studioso e un esperto di diritto pubblico. In questo momento in Italia, per che riguarda le regioni, esiste anche a mo' in vigore di tanti una legge che ha conservato le province che però non sono di carattere elettivo. Gli organi non vengono eletti dai cittadini elettori. Sono due regioni, il Trentino su Tirol, che in pratica è alla due regioni che covertis, no? in una unica ombrella. Non a caso sono nominati nella nostra Costituzione, dopo la modifica del 2001, anche in lingua madre loro, cioè su Tirol, Trentino Alto Adige su Tirol, e Valle d'Aosta, mentre anche per la nostra regione non è stato tolto il trattino. Anche la Val d'Aosta ha una provincia o più province di carattere elettivo. Allora, io so meglio la questione del Trentino Alto Adige, ma comunque per loro la legge del Rio non rappresenta una grande riforma economico-sociale tendenzialmente, perché è la stessa legge del Rio che dice: io sono come legge una grande riforma economico-sociale, che costituisco quindi un limite alla potestà legislativa anche piena primaria, quella che abbiamo nello statuto
scritto da Paladin, che è il posto nel quale a livello italiano sono più chiara la gerarchia delle fonti. La potestà piena, primaria ed esclusiva della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, quella enumerata, cioè con l'elenco, ha dei limiti che sono indicati espressamente nello statuto, iscritti bene da Paladin, che sono anche, recependo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e sono anche le grandi riforme economico-sociali. La legge del Rio si considera una grande riforma economico-sociale e può costruire un limite sicuramente alla legge regionale piena, primaria, esclusiva, che dovrà dare attuazione alla reintroduzione delle province. E addirittura qualche costituzionalista, per esempio D'Amico dell'Università di Messina, sentito in questa audizione alla Commissione Affari Costituzionali, l'ha detto: guardate che sulla base della sentenza del numero 168 del 2018 potrebbe costituire anche un limite, cioè potrebbe essere dichiarata illegittima costituzionalmente anche la riforma costituzionale che reintroduce le province per la nostra regione come enti di area vasta, e le reintroduce dicendo elettive. Quell'aspetto lì potrebbe essere anche dichiarato incostituzionale. Lo dice questo docente davanti alla Commissione Affari Costituzionali. Teniamo presente che qui c'è una giurisprudenza che ha confermato il limite della grande riforma economico-sociale della legge del Rio, quindi no gli enti di area vasta elettivi. Però, a dire il vero, c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale, la 240 del 2021, che invita la modifica della legge del Rio su questo punto, per riaprire per le province, per le regioni a statuto speciale, questa possibilità, dicendo che in pratica c'è con questi enti di area vasta non elettivi direttamente, c'è una sottrazione al controllo degli elettori locali. Parla di queste parole. Peraltro anche il TAR, in relazione alle UTI, il TAR Friuli Venezia Giulia, parla di un aspetto che va a incidere, questo dell'elezione diretta, sulla rappresentatività e democraticità e del controllo da parte degli elettori della spesa pubblica. Quindi, come dire, ci sono dei principi costituzionali e di diritto amministrativo che potrebbero spingere a sostenere quello che anche l'associazione sostiene, tra le varie cose, e cioè che l'elezione diretta di questi enti di area vasta è un elemento che dà forza a questi enti e che gli consente loro di fare bene il loro lavoro. Ovviamente c'è un altro tema anche, e cioè la dimensione territoriale. Sì, ma chi sponti il Consiglio regionale già di 4-5 mesi al Varese di approvare la legge la legge regionale, la legge regionale applicante che all'Estat, applicando la riforma di carattere costituzionale. Poi di metti dentro queste elettività o no? È un problema. Un po' sì, un po' no. È un problema questo. Allora, ragionando con le sentenze della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha già indicato la via. Dovevate modificare la legge del Rio. Dovevate chiedere al governo di modificare la legge del Rio. Questa è la sentenza 240 del 2021. Ecco, la legge del Rio che ha llevato l'elettività alle province, no? A tutte. Però aveva considerato una riforma, no? Una grande riforma economica e sociale, che diventa un limite è superiore alla legislazione regionale. Alla legge regionale piena, primaria ed esclusiva. È accaduto, per esempio, quando la regione ha voluto creare 4 tipi di esercizi commerciali, cioè classificandoli in 4 tipi. Invece la riforma Bersani aveva detto aveva solo 2 categorie. La Corte Costituzionale ha detto che la legge Bersani era una grande riforma economico-sociale e la Regione Friuli Venezia Giulia non poteva, anche con la potestà legislativa piena, primaria ed esclusiva, introdurre altre categorie. Così accade per la potestà legislativa piena, primaria ed esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, che è la potestà legislativa che la Regione Friuli Venezia Giulia eserciterà per
disciplinare le aree vaste con funzioni, tipologia, tutto quello che vuole, ma c'è il problema della elettività diretta. Sì, allora tieni in conto che prima di cambiare la legge del Rio al Varese passato tanti, prima di chiamare queste clausole, no? Queste limita la nostra legislazione primaria, giustamente. A chi sport la regione può emettere l'elettività o no? Allora, a questo punto bisognerebbe ragionare, però in questo caso ragiono quasi da membro della Corte Costituzionale, che non sono e non lo diventerò mai, molto probabilmente, perché sono un po' troppo attento alle questioni autonomiste, e questo insegna che difficilmente uno studioso molto autonomista può andare a sedere lì. Ma il ragionamento è questo: se lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta eccezione rispetto alla disciplina della Costituzione per quanto riguarda le regioni, e se la legge di riforma costituzionale dello statuto speciale di autonomia, la legge costituzionale numero 1 del 2026, è una legge costituzionale che decide sì il Parlamento secondo l'articolo 138, però lo fa con iniziativa e con dialogo con la regione, a maggior ragione questa riforma costituzionale rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina normale delle province per tutte le altre. Però c'è anche il problema del testo del Rio, che proprio dice che questa si applica anche alle regioni a statuto speciale, e che le uniche regioni a statuto speciale esentate sono quelle due che abbiamo nominato. Quindi sono elementi testuali un po' difficili da superare. Io spingerei con la giurisprudenza che ho richiamato della Corte Costituzionale del 2021, che dice bisogna cambiare la De Rio, però anche dice attenzione, è un elemento di democraticità, di assenza di controllo degli elettori locali, quindi è un aspetto che riguarda i principi supremi, questo, la democrazia, quindi ci sono però anche qui la Corte Costituzionale ha una sua giurisprudenza e normalmente la segue, e la giurisprudenza vale più dell'interpretazione di un povero docente di diritto costituzionale di periferia come sono io. E anche una curiosità, non sai se ne si ascoltatori magari arrivano a stare da voi, venga stai che queste riforme costituzionali approvate dal Parlamento, no, che ripristinano i provinci di carattere elettivo, all'udis queste riforme, che è costituzionale, e dunque Costituzione avresti superiore all'Isla Stato, anche se è una del Rio. Sì, certo, questo è uno dei ragionamenti che si possono fare. Diciamo che allora sicuramente il governo non impugnerà la legge costituzionale che scrive elettive gli enti, e quindi, come dire, da quel lato lì l'impugnazione in via diretta non c'è. Potrebbe capitare in un processo, per qualsiasi motivo, che qualcuno pone la questione di costituzionalità e un giudice si fa l'idea che è fondata la questione e la rimette alla Corte, sì. Anche se magari non ritiene che sia così. E poi altra cosa che sicuramente può accadere, anche qui sempre in un procedimento incidentale potrebbe capitare che qualcuno dice però la legge del Rio comunque rappresenta un limite per la legge regionale primaria e quindi è incostituzionale, e quindi ci blocca lì. E in quel caso cosa accadrebbe? Accadrebbe una cosa che spesso gli autonomisti pensano male, tanto tutti questi politici hanno votato le UTI all'unanimità, solo in pochi erano contrari a questa semplificazione. Teniamo presente che c'era anche un contesto diverso, che era il renzismo, e lo mettiamo da parte, ma anche un altro contesto che era la lettera Trichet-Draghi, cioè sulla riduzione della spesa pubblica che ci minacciava, che sembrava che il nostro bilancio dello Stato fosse fuori controllo. E allora da dove si è iniziato a risparmiare? Dall'ente più piccolo, che spendeva il 2% della spesa pubblica, cioè la provincia, e hanno fatto accanimento istituzionale con la legge del Rio, e noi, complice il renzismo, che nella nostra regione ha un altro cognome ma lasciamolo stare, e si è andati in quella direzione di eliminare l'ente intermedio che
serve per esempio per la minoranza linguistica slovena, che l'ha detto chiaramente. Noi avevamo 7 in provincia di Trieste consiglieri provinciali su 26, 27 quello che erano, e così più o meno quasi 6 in provincia di Gorizia. Questi erano elementi esponenziali delle esigenze della minoranza linguistica slovena, e far sì che decide un soggetto non elettivo, per esempio che sono le competenze per esempio che aveva la provincia, sulla manutenzione di una scuola slovena che magari è in difficoltà, come Muri che sta un po' a qualche difficoltà, vuol dire lasciar decidere a un soggetto praticamente elettivo di secondo grado un diritto importantissimo per la minoranza, cioè la sopravvivenza dell'insegnamento in lingua minoritaria, che è un aspetto fondamentale. Quindi le minoranze, la minoranza slovena è una minoranza seria, non per dire che la friulana è meno seria, però dobbiamo essere seri anche noi. Sì. Purtroppo stiamo verso la conclusione della nostra conversazione, che è un'evore interessante. Mi piacerebbe toccare l'aspetto dalle possibili funzioni di questi ens che si chiameranno probabilmente i provinci, perché la giunta regionale attraverso il suo assessore ha fatto sapere che si va di corse per fare una legge per dare a questi ens un po' di funzioni, e dopo col team si daranno altri. Questo vuol dire che non si partisce con un quadro di riferimento generale in cui che toccando un livello a livello di locale come di province, vuol dire toccando che gli altri, vuol dire che bisogna cercare un nuovo sistema, bisogna riordinare, bisogna aggiornare un po' il sistema generale, vuol dire che non ho covente una visione di carattere generale. Ma allora, le province vecchie avevano per esempio delle funzioni come le strade intercomunali e l'edilizia delle scuole superiori, queste piccole competenze, ma proprio perché erano elettive le hanno fatte funzionare bene. Nel senso che, non so, io parlo della provincia per esempio di Pordenone, ha fatto la Cimpello Sequals per esempio, oppure come strade intercomunali, oppure ha fatto delle scuole dove servivano scuole superiori del Mosaico a Spilimbergo, scuole del legno a Sacile per i mobilieri, cioè quindi utilizzando solo l'edilizia e non la competenza sull'istruzione ha influito positivamente. Questo dipende dalla elettività. Anche qui non avremo come potestà legislativa piena primaria sull'ordinamento degli enti locali, e anche lì la legge del Rio non ci dà dei vincoli importanti sulle funzioni, quindi potremmo averne tante per questi enti di area vasta, e non ci sono grandi problemi di costituzionalità, se non forse i LEP, i livelli essenziali del 117, lì è un problema. Vabbè, mettiamo di prestazioni. Di prestazioni, mettiamo da parte quella roba lì perché è tutta in corso ancora di definizione, non la sanno. Ci sono 50 costituzionalisti, alcuni miei amici che non sanno, cioè si mettono le mani nei capelli a definirli, quindi vabbè, lasciamo stare, è molto complicato. Però ecco, quindi anche lì dovremmo stare attenti a non fare qualche scivolone. Però sicuramente io quello che sottolineo è sì funzioni, dobbiamo tenere presente tessitori che diceva la regione leggera, programmazione, visione, però poi lasciar fare la progettazione, l'amministrazione più stretta all'ente subregionale, elettivo però, perché elettivo, l'abbiamo già detto, elettivo fa fare le cose bene vicino alle esigenze della gente, e c'è il controllo, perché se le strade intercomunali non sono ben manutentate, noi ci ricordiamo chi era l'assessore provinciale colpevole, mentre già l'assessore provinciale, mentre l'assessore regionale già è più distante, già non ce lo ricordiamo. Sappiamo chi è l'assessore regionale, non so, che si occupa di queste robe qua o che si occupa di agricoltura? No, a volte non ci ricordiamo il nome, se no abbiamo avuto proprio una questione concreta e così via. Sì. Mentre provinciale ce lo ricordiamo, e questa è l'elezione. Professor Cevolin, grazie che è stato in studio con noi. Gli auguri un buon lavoro non a lui ma anche all'associazione per la terza ricostruzione, sperando che il contributo che intende dà
parchisti nuovi spericano sedi in vecchi provinci, no? Che si che rivedi ad Alu. E sai che prima di saudasi lui aveva il piacere anche di riguardare una persona, un furlan che magari così non sa lasciare di resin. Sì, Gilberto Ganzer, conservatore dei musei civici di Pordenone, ma grande critico d'arte, che ha collegato il Friuli ai due imperi, diciamo, vicini, e cioè a Vienna e a Venezia, ma l'ha fatto sempre spiegando l'identità del Friuli, quindi l'arte del Friuli è uno degli altri elementi, quindi non solo la lingua eccetera eccetera, ma anche l'arte del Friuli, così come spiegata da Gilberto Ganzer, un nostro elemento di identità. E diceva i friulani ci hanno insegnato, perché come dall'esterno che ci educano nella storia dell'arte, e i friulani gli è stato fatto conoscere molto meno di quello di cui hanno valore. E Aquileia è un esempio classico, qui il nome della trasmissione fa riferimento a Aquileia. Sì. Aquileia sia nella storia che nell'arte è così scarsamente ricordata a livello nazionale almeno, e non è che ci hanno insegnato a tutti i friulani che cos'è questa, che era una cosa straordinaria il patriarcato, che era una cosa straordinaria la basilica dal punto di vista artistico, il mosaico cioè non ci hanno insegnato queste cose. Gilberto Ganzer era uno che ci insegnava queste cose come identità del Friuli nella storia dell'arte. Sì. Grazie per essere stati insieme con noi, spero che torneremo a poter ospitarlo a vonde presto, perché i vin di stai lavoro e vin anche di contribuire come mass media, anche come luogo di informazione, ma anche come luogo di dibattito, no? Perché avanti in davanti ben che ormai chi percorso che è già stata approvata dal Parlamento e che la regione ha di applicare, che sono di aree vaste. Sandro Fabbro ha le spalle grosse, è erede di Pascolat e di Baraccetti, che prima di essere comunista diceva io sono friulano prima di essere comunista, ed era un partito serio e anche forse duro. Sì. Ecco. E quindi ha le spalle grosse, e come erede di questa tradizione Sandro Fabbro. Grazie e auguri in buon lavoro. I passi dalla linea alla regia con la seconda parte inizia un'altra questione.